Oggi è 5 giugno, giornata internazionale per l'ambiente. Mare Vivo e Mare Amico abbiamo voluto festeggiarla qui a Punta Bianca, che presto diventerà riserva naturale, manca solo il decreto. Dopo 26 anni di dure e lunghe battaglie siamo riusciti a far istituire questa riserva e soprattutto siamo riusciti a far terminare dopo 63 lunghi anni le esercitazioni militari che si svolgevano nel vicino poligono di Tiro. È stata una grande vittoria e ora destiniamo questo territorio ai cittadini che se ne riapproprieranno. Il prossimo step è rappresentato dal recupero di questa ex caserma della Guardia di Finanza. Mare Vivo e Mare Amico hanno in mente di destinarla a museo etnoantropologico come centro di accoglienza dei turisti ed anche come centro di educazione ambientale. Questo rappresenta il futuro e questo territorio è stato restituito alla fruizione dei cittadini. Stiamo festeggiando insieme a tanti amici per la istituenda riserva naturale di Punta Bianca, una riserva particolarmente importante perché prevede anche un allargamento a mare che comprende lo scoglio Patella, quindi ci sarà una tutela oltre che del tratto di costa a terra anche di un tratto di mare. La giornata di oggi vede parecchie iniziative con i amici col SUP che recuperano rifiuti a mare insieme agli amici in canoa, amici in mountain bike e amici a cavallo, tutti a dare una mano, un contributo per recuperare rifiuti. Certo, queste attività non si fermeranno, anzi con l'istituzione della riserva queste attività continueranno e saranno sempre più numerose. E la ciliegina sulla torta della giornata di oggi avverrà attraverso la liberazione di una tartaruga caretta caretta che verrà liberata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. È un evento importante non tanto per la liberazione di per sé, quanto per sensibilizzare il territorio, le persone presenti e chi assiste a questi eventi al problema dell'inquinamento marino. Le tartarughe che liberiamo purtroppo hanno subito probabilmente un intervento chirurgico dovuto solitamente a ingestione di plastiche varie. La giornata mondiale dell'ambiente è un progetto a cui l'Arma dei Carabinieri costantemente aderisce insieme alle altre forze di polizia e soprattutto al mondo delle associazioni che lottano per rendere sempre più belle le nostre terre, per renderle sempre più fruibili al prossimo e per tutelare ovviamente la natura che ci ospita e la salute degli individui che vivono. Ovviamente queste sono iniziative che ci vedono partecipare convintamente e con entusiasmo, perché è un modo di avvicinare la gente alla natura, è un modo di avvicinare i giovani al rispetto della natura e quindi la natura, in questo caso mare, il bene mare che ci vede protagonisti nella tutela, e quindi non possiamo non esserci. E un plauso a tutti gli organizzatori e alla manifestazione perché è riuscita veramente molto bene.
oggi siamo qui in questo posto meraviglioso, un altro tassello che si aggiunge al nostro territorio. Io ricordo che abbiamo istituito la Costa del Mito, che da Selinunte arriva fino a Gela, e questo è uno dei siti fondamentali che va a arricchire qui le nostre bellezze, la nostra cultura, la nostra storia. E poi grazie anche alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2025 Agrigento potrà usufruire anche di questo sito, e capite bene, un'altra riserva naturale in un territorio così ricco di storia, di arte, ma perché no anche di bellezza, è fondamentale.